L'ULSS 7 Pedemontana sta lavorando con un atto di indirizzo non approvato dalla Regione del Veneto. Su questo, visto che nessuno ha smentito le durissime accuse lanciate dal vicepresidente del Consiglio regionale Nicola Finco, pare che non ci siano dubbi. Allora, questo vuol dire che il tecnico, ovvero il DG Carlo Bramezza, sta operando senza l'approvazione della parte politica che, vogliamo ricordarlo, l'ha nominato. Anzi, in alcuni casi, come nella clamorosa gestione del passaggio di senologia dal San Bassiano al Sant'Orso, Bramezza sta lavorando in aperto contrasto con quanto deciso dalle schede regionali. Sentite cosa aveva detto Nicola Finco nel nostro telegiornale del 21 giugno. Siccome questo atto aziendale non rispecchia la programmazione fatta dal Consiglio regionale, spero e mi auguro che quanto prima, questo atto aziendale venga respinto. Già, è decisamente interessante capire cosa possa accadere in questa situazione. L'atto aziendale, modificato dal DG Bramezza il 31 dicembre del 2021, doveva essere approvato dalla Regione entro 60 giorni. Di giorni ne sono passati quasi 180 e questa approvazione non è arrivata. Eppure l'UL7 ha continuato a navigare secondo indicazioni che, a conti fatti, non sono avvallate da chi ha incaricato il DG di organizzare l'azienda sanitaria. E quindi qualcuno potrebbe chiedere perché tutte le decisioni prese, senologia inclusa, non vengano immediatamente annullate e non venga ripristinato quel che c'era prima della modifica. Anzi, qualcuno dovrebbe chiedere che tutte le decisioni vengano annullate, perché, lo ricordiamo ancora, il tecnico nominato da chi è stato eletto dai cittadini deve rendere conto alla politica e quindi, di conseguenza, proprio ai cittadini. Altrimenti può succedere questo. Però il tecnico non deve mai superare il ruolo della politica. E siccome io sono una delle persone che credono ancora nella politica, nel ruolo e nella funzione che ha, siccome le scelte amministrative le fa chi ha un consenso del territorio e chi viene eletto, non trovo logico e rispettoso che un direttore generale faccia delle scelte senza rispettare la volontà politica.